una legge in 3 righe, per fare che cosa? Ma per dare una risposta a Roma noi vogliamo la nostra norma sui campeggi che è chiara, niente norme urbanistiche generali su case mobili e roulotte, per cui abbiamo fatto una legge di 3 righe che dice qui comandiamo noi e si fa così. Anche perché il rischio qual è? Beh, il rischio è quello della paralisi, sono 20 milioni di turisti, 13.000 addetti e il 27% del fatturato dell'industria del turismo del Veneto messa letteralmente in ginocchio. Lo dice lo studio Orsoni Benvenuti per quanto riguarda la loro veste di consulenti per il mondo dell'industria del campeggio. Perché obbligati ad una legge allora? Obbligati ad una legge perché nella fase di disperazione, visto e considerato che a Roma non si modifica quella legge sbagliata a livello nazionale, invochiamo la nostra autonomia e decidiamo in casa che si fa così, visto e considerato che nessuno ci dà risposta. 150 comuni in Veneto sono sufficienti? Ma il futuro ci indica già la via, che è una via chiara, che è quella delle fusioni tra comuni, di mettere insieme i comuni mantenendo l'identità dei territori. Ognuno avrà ancora l'identità del suo territorio comunale, però i servizi assieme significa economie di scala, risparmi, quasi 1 miliardo di risparmi di euro all'anno, ma soprattutto efficienza nel dare risposte. Un esempio per tutti, l'ufficio tecnico di un piccolo comune spesso non è in grado di affrontare le gare, non è in grado di affrontare le grosse partite urbanistiche e chiede consulenza agli enti superiori, alla regione, alle province o magari si spendono risorse per consulenze. Mettendo assieme più comuni si fa uno staff tecnico veramente d'eccellenza. A Bassano è stato fondato un nuovo movimento, uno dei tanti movimenti politici che nascono, si chiama Movimento degli Imprenditori, parla di mettere imprenditori al potere perché dicono che i politici non capiscono niente di impresa. Beh, è una grande idea, visto e considerato che abbiamo avuto un Presidente del Consiglio anche di recente che dà lavoro a circa 70.000 persone e abbiamo i banchi del Parlamento che sono sempre strapieni di imprenditori. Lo dico anche da imprenditore, penso che se questa fosse la soluzione avremmo già risolto tutti i problemi in Italia, ma purtroppo non è così. Su questione dei cervi invece, come procedere questo? Ma guardi, i danni dei cervi sono evidenti e sono devastanti soprattutto in questa fase a carico della foresta del Cansiglio e a carico anche di molte aziende agricole. Si deve trovare una soluzione che non deve passare necessariamente per l'abbattimento all'interno della riserva del Cansiglio, piuttosto tutta una serie di misure che ci indicherà direttamente Veneto Agricoltura che ha l'obbligo di fornirci tramite un tavolo di tecnici una soluzione entro il 15 di settembre. Qualcuno ha iniziato degli scioperi di solidarietà a Don Albino, scioperi della fame dei lavoratori. Don Albino ha il merito di aver sollevato nuovamente una questione che anch'io ho sollevato addirittura scrivendo un libro nel 2008, Adottare la terra per non morire di fame era il titolo. E da qui però dico anche che rispetto ad alcune infrastrutture noi intendiamo realizzarle, una per tutte la Pedemontana Veneta è una superstrada di 99 km, interessa 36 comuni, avrà 16 caselli che saranno ad esenzione di pagamento per il pedaggio per tutti i residenti.